meraviglia. Io non posso che ringraziare tutti coloro che sono intervenuti fattivamente a realizzare questo splendido angolo. Era già splendido senza questi allestimenti. Adesso li godremo per un bel periodo. Per gli auguri di Natale lo faremo più avanti. Questa sera come sindaco non posso che rallegrarmi, sono contento questa sera di vedere il lavoro finito, ancorché trafelato, perché tanto è stato il lavoro necessario, e ringraziare appunto, ripeto, tutti coloro che sono intervenuti con la loro opera, i loro piccoli finanziamenti e quello che c'è stato bisogno di fare. Quali sono stati i ruoli di Confcommercio e Confartigianato in questo Natale? Come sempre alla pari, abbiamo una squadra che opera con molto lavoro, molto intensivo, intenso anche, ed è un insieme di persone tra Confcommercio, Confartigianato, oltretutto insieme alla Proloco di Vittorio Veneto e a gente di buona volontà che veramente passa mesi e mesi ad organizzare questo evento. Quali vi aspettate sarà la risposta della cittadinanza? È già un successo il fatto che si sia riusciti a continuare ed aumentare anche la partecipazione e l'adesione a tutte le iniziative collaterali, perché questa è solo una prima, cioè l'iniziativa principale, ma in realtà poi in ogni piazza ci sono delle attività e quindi un'animazione che ha coinvolto tutta la città. Qual è stato il ruolo di Banca Prealpi nel Natale di Vittorio Veneto? Ma diciamo che Banca Prealpi intanto porta il saluto del Consiglio e tutta quanta, del direttore generale. E Banca Prealpi comunque è sempre presente nel territorio e quindi anche in questa manifestazione ha cercato di contribuire il più possibile praticamente finanziariamente, portando il proprio contributo per far sì che il Natale sia presente in tutta quanta la città, che risvegli un po' gli animi anche al territorio.